Eccoci insieme cari telespettatori, come sempre naturalmente in diretta, quindi lo ricordo, potete intervenire, mandare i vostri messaggi oppure chiamare. Il tema di quest'oggi sono indicativamente quelle che dovrebbero essere tra non molto, vedremo anche quando, circa, le nuove regole sul commercio. Tanti di voi che svolgono attività commerciali sono preoccupati perché alcuni un po' si sentono abbandonati a se stessi di fronte a una normativa, una farraginosità burocratica che rende difficile anche intraprendere le attività commerciali, dall'altro difficoltà a ottenere finanziamenti da parte delle banche, poi ancora le liberalizzazioni hanno portato dei miglioramenti, per molti no effettivamente, c'è il problema e la grande preoccupazione per le aperture domenicali a fronte delle quali, a parte chi lavora e si trova deturpato di una propria disponibilità di giornata domenicale da trascorrere con le proprie famiglie e i propri cari, c'è poi la concorrenza che non può essere sostenuta da chi ha dei piccoli esercizi commerciali e che verrebbe a costare, ad essere troppo onerosa, a costare troppo. Però ci sono tante novità importanti che è bene sapere. Per parlare di questo, e poi vedremo anche i risvolti che ne emergono, abbiamo i nostri due ospiti in studio. Allora, ben arrivato Roberto Fasoli, consigliere regionale del PD, terza commissione del commercio in Regione del Veneto, grazie di essere qui con noi consigliere, e ben ritornato Maurizio Franceschi, direttore regionale della Confesercenti Veneto, grazie anche a lei. Grazie a voi. E allora, partendo proprio dalle nuove regole che dovrebbero venire fuori per le attività commerciali, una legge superata, direttive europee che impongono determinati parametri, e in Veneto come siamo messi? Beh, in Veneto siamo messi nella seguente maniera. Lo scorso anno abbiamo fatto, secondo me, una buona legge per quanto riguardava le aperture domenicali, che conteneva una moratoria di un anno, il tempo per fare la nuova legge. Adesso la nuova legge è stata presentata, c'è un progetto di legge presentato dalla Giunta il 2 ottobre 2012, ha iniziato il percorso in commissione, lunedì avremo le audizioni e poi, pur con tempi non stretti, ultra stretti, cercheremo di portarlo in aula, ma sapendo che è un problema complesso. Non tanto perché le questioni siano, la legge sia lunghissima, farraginosa, anzi, quanto perché noi ci troviamo di fronte a un primo problema non banale, che è questo. Lo Stato è intervenuto con alcune misure di legge su materie sulle quali la legislazione dovrebbe essere di esclusiva competenza regionale. Ma là sappiamo il titolo quinto che no, qua rischiamo di avere dei problemi, perché se noi usiamo la legislazione regionale e la legislazione europea riusciamo ad articolare e disciplinare quella che si chiama la direttiva Bolkestein e adattarla alla nostra realtà. Se corriamo il rischio che lo Stato intervenga con proprie normative che diventano confliggenti, rischiamo di fare un percorso di legge. Adesso questo discorso è un po' tecnico, ma anche i telespettatori capiscono. Noi pensiamo, come abbiamo fatto l'anno scorso, che la materia commercio sia di competenza regionale e che quindi spetti alla Regione, dentro normative generali di carattere europeo, che rivoluzionano il concetto di commercio. Non c'è più la prescrittività, c'è più una libera azione assegnata con dei vincoli e dei criteri da tenere presente. La Regione con questa legge dovrebbe innovare il settore e dare degli indirizzi. Naturalmente detta così sembrerebbe semplice, ma le cose, come ben sa il mio interlocutore, sono un po' più complicate, perché in questi anni noi, nonostante la normativa, anzi o forse proprio per la normativa, siamo riusciti a fare di tutto e di più. Sprecare territorio, costruire mostri, mettere in difficoltà il commercio di vicinanza, quindi la legge, questa legge, se arriverà come io spero in porto con le correzioni necessarie, anche con il contributo delle organizzazioni datoriali, delle organizzazioni sindacali che saranno chiamate a dire la loro opinione, potrà essere qualcosa che aiuta il commercio ad insediarsi con regole un po' più precise nei nostri territori, rivitalizzando, questo è una delle finalità, i centri storici che sono stati in questi anni penalizzati a favore dei grandi insediamenti commerciali che hanno costruito quelle cattedrali nelle prossimità delle nostre grandi città o negli sbocchi autostradali, come voi avete visto, un po' come si dice, replicando il modello statunitense e francese, che in Francia e negli Stati Uniti cominciano a mettere in discussione. Questo è adesso. È difficile sintetizzare un progetto di legge così complesso, ma la problematica è questa: noi dobbiamo fare una legge regionale con uno Stato che tende ad invadere e a centralizzare la normativa. Abbiamo un problema di chiudere con la vecchia ispirazione dei grandi insediamenti commerciali e di rivitalizzare il commercio nei centri storici. Dobbiamo dare delle garanzie agli imprenditori
di avere delle norme di riferimento precise, certo, e allo stesso tempo tutelare anche quel numero enorme di lavoratori in un settore che è uno dei punti di eccellenza del terziario del Veneto. Ecco, solo questo per sapere, perché in modo che i nostri telespettatori ne siano a corrente, cosa prevede l'Europa? L'Europa cosa dice? L'Europa è passata dal criterio della prescrizione al criterio della libertà di insediamento degli esercizi, salvo che ha indicato delle norme che sono poi state recepite anche nella nostra legislazione, in base alle quali l'ente locale può intervenire per dire no, lì non lo puoi mettere, ad esempio norme di sicurezza, di violazione della concorrenza, norme di viabilità, norme legate anche alla salute dei cittadini, cioè tu puoi fare l'insediamento salvo che tu non incorra nei vincoli che la Bolkestein prevede. È un po' rovesciato l'atteggiamento. La Regione da questo punto di vista si riprende, io penso che faccia bene, lo dice uno dell'opposizione, ma penso che sia giusto, la titolarità sui grandi insediamenti commerciali, perché faccio un esempio terra a terra. Se io sono un piccolo comune, arriva un colosso della grande distribuzione, mi promette delle opere compensative, tipo ti fate la scuola, l'asilo, la palestra, tu mi dai il terreno. Non è che poi fatto quell'insediamento lì impatta sul piccolo comune, cioè impatta sulla viabilità, sui comuni vicini. La Regione ha detto che oltre certe dimensioni, la legge lo dice, adesso dovremo entrare nel tecnico, la materia diventa di competenza non esclusiva, ma diventa determinante il parere della Regione. Io credo che questo sia sensato, perché noi ci siamo trovati anche nel recente passato, ma lo sa bene chi mi sta davanti, con delle situazioni potenzialmente devastanti, mostruose, e lei capisce che quando un comune non ha un ghello, come si dice oggi, e si vede mettere sul piatto certo, una appetitosa pietanza in termini di interventi, diventa un po' sensibile al fascino seduttivo dell'euro che non riesce ad avere da nessun'altra parte. No, adesso la vedo un po' scherzando, ma non è tanto lontano dalla realtà. Allora noi dobbiamo far combaciare le norme della libertà commerciale con una corretta programmazione del territorio, e io dico anche da persona attenta al mondo del lavoro, anche di tutela di chi lavora, sia come imprenditore sia come lavoratore, perché abbiamo visto, lo accennava lei nella presentazione, che la selvaggia idea di aprire quando si vuole, come si vuole, non solo non ha prodotto risultati, ma in qualche caso la piccola e media esercizio ha creato solo problemi. Assolutamente. Per darci una tempistica, di solito si dice così, darsi un tempo, che tempi vi siete dati? Guardi, o potete rispettare? Allora, se noi dovessimo guardare i termini, dovremmo fare la legge entro il 31 dicembre, perché il 31 dicembre scade la moratoria per i grandi insediamenti che abbiamo fatto con la legge 30 l'anno scorso. E quindi si entra in una fase di assenza? Si entra in una fase nella quale uno potrebbe dire è scaduta la moratoria e io naturalmente ricorro, poi cosa vuole? Cioè, poi le procedure sono... è difficile, io lo dico, ripeto, non perché abbia volontà ostruzionistiche, ma perché chiunque capisse qualcosa di come funziona un Consiglio, la Giunta ha deliberato il 2 ottobre, in Commissione è arrivata la settimana scorsa, stiamo facendo tappe forzate, riunendoci anche fuori dal calendario per esaminarla, lunedì avremo le consultazioni, voi sapete che alla fine dell'anno ci sono i bilanci, ci sono le norme di recepimento delle modifiche delle province, abbiamo fatto ieri il bilancio di assestamento con clamoroso ritardo, ma il Consiglio, credo, io ripeto, da vicepresidente della Commissione farò di tutto perché la legge venga approvata contemporaneamente, naturalmente discussa e modificata, non è che io ho contribuito a farla, questa è una proposta della Giunta, noi abbiamo delle osservazioni, le abbiamo presentate e le presenteremo, però siamo di fronte ad una legge che non è una leggina, mi spiego, cioè noi dovremo tener conto seriamente di quello che dicono gli interlocutori imprenditoriali, organizzazioni sindacali, i comuni e le province, perché qua la cosa cambia radicalmente, non è che si fa, non è una legge tra le tante. Allora c'è il rischio che noi entro la fine dell'anno, ahimè, non ce la facciamo, però è evidente che maggioranza e opposizione, se vogliamo avere senso delle istituzioni, devono fare la miglior legge possibile nel più breve tempo possibile. Sì, assolutamente. Ecco, detto questo, io non sono un mago, non sono di maggioranza, non sono l'assessore, non sono nell'ufficio di presidenza, non è che posso calendariare la legge. Quello che voglio dire è che per parte mia la fretta non sarà
tale da superare i problemi. I problemi li discutiamo, perché fare le cose in fretta e farle male significa poi doverle rifare. Abbiamo già visto situazioni... Quindi è meglio andare un mese dopo, ma con una legge ben fatta e anche col consenso delle parti sociali, piuttosto che dover ricominciare il giorno dopo, insomma, quei problemi. Assolutamente. No, dopo vorrò sapere anche dal punto di vista dell'opposizione che cos'è che non vi va, che cosa invece vi va. E invece per quel che riguarda le categorie produttive coinvolte, cosa ne dice? Ma io dico che sono preoccupato dei tempi che sono stati illustrati dal consigliere, nel senso che io capisco bene che il Consiglio è chiamato ad affrontare molti temi diversi e tutti molto importanti. Sappiamo anche però che se la legge non viene approvata entro il 31/12 del 2012, scade quella moratoria, per cui si apre una fase di liberalizzazione, nel senso che qualsiasi privato è libero di... potrebbe cogliere la palla al balzo, tra virgolette. E quindi... Stiamo parlando di un certo tipo di privati. Quindi questo sì, sappiamo bene ovviamente, sono i privati quelli che fanno investimenti su grandi strutture di vendita, non sono certamente i piccoli negozi che non hanno bisogno da questo punto di vista della norma regionale, e quindi io guardo questo, diciamo, questa possibilità con grande preoccupazione, per cui l'esortazione che faccio ovviamente ai consiglieri regionali e anche all'amico vicepresidente della terza commissione è di cercare in tutti i modi possibili di approvare questa legge, anche perché giustamente si diceva aspettiamo anche di ascoltare che cosa pensano le categorie, poi ci sono i comuni e le province. La nostra opinione su questa legge è una opinione di pressoché totale condivisione. Quindi voi siete d'accordo su questa nuova Siamo legge? d'accordo perché riteniamo che questa sia una buona legge e sia l'unica legge possibile, tenuto conto delle direttive europee che non consentano, come si faceva diversamente nel passato, di programmare il commercio attraverso i contingenti, che tra l'altro hanno dimostrato il fallimento totale di quella idea programmatoria. Noi tra l'altro siamo stati tra quelli che già da allora, in assenza di direttive europee, avevamo anticipato delle modalità con le quali si doveva programmare il commercio, che sono quelle che oggi vengono qui raccolte e contenute all'interno della legge. È una legge molto importante perché con questa legge noi dobbiamo programmare in qualche modo un settore che è fondamentale per questa nostra economia e per questo nostro Veneto per i prossimi anni. Perché che cosa è successo in questi anni? Perché da lì dobbiamo partire per capire anche le esigenze che ci sono. Veniva anche in parte ricordato. È successo che in questi anni il territorio è stato devastato. Lo si vede chiaramente. È stato devastato e quindi dall'altra parte si è messo in crisi, in profonda crisi, non tanto e solamente i piccoli negozi, ma il sistema delle città, grandi o piccole che siano, perché svuotare di funzioni, tra queste c'è ovviamente il commercio, le città, e trasferire queste funzioni all'interno di quelli che impropriamente vengono chiamati solamente luoghi del commercio. In realtà sono dei format dove c'è commercio, intrattenimento, luoghi per il tempo libero, insomma un insieme di funzioni che erano storicamente tipiche della città. Nel momento in cui tu le trasferisci è ovvio che svuoti la città. Questa legge che cosa deve fare tenuto conto che non si possono più mettere limiti di contingenti, e cioè non si può più dire nel Veneto più di 100.000 metri quadri. Rispettando le direttive europee io credo che possa essere molto più anche rigorosa nel limitare la possibilità di nuovi insediamenti. La legge infatti dice da una parte semplifichiamo il più possibile la possibilità
di insediamenti di medie e di grandi strutture all'interno dei centri urbani e dei centri storici. Quindi agevolare il piccolo commercio. Agevolare la possibilità di insediamento di medie e grandi strutture, perché... Quindi ben vengano anche le medie e grandi strutture all'interno. Dobbiamo favorire, perché il problema che abbiamo oggi è della competizione. Vincono i poli che sono più attrattivi. E le città hanno perso molto di competitività non solo perché hanno chiuso i piccoli negozi, ma perché si sono trasferite dal centro alla periferia alle superfici medie, ad esempio. Allora noi dobbiamo irrobustire l'offerta commerciale, perché questo aiuta tutto il sistema del commercio all'interno della città, eleva e riporta a un rango primario la città, diciamo, come luogo di frequentazione e di acquisti, e ci aiuta a vincere la concorrenza con la grande distribuzione. Dall'altra parte invece si disincentiva la possibilità di intervenire nelle aree periferiche, perché sappiamo bene che appunto gli interventi della grande distribuzione o comunque di questi nuovi format avvengono in aree che sono periferiche. Perché? Perché molte volte queste aree sono inizialmente agricole, poi viene a trasformazione in aree produttive, vicine all'uscita dei caselli autostradali o comunque nelle reti, vicino alle reti principali, diciamo, di comunicazione. Anche questo significa utilizzare ancora territorio. Allora, siccome uno dei principi che vengono affermati non solo in questa legge, ma anche nelle volontà più generali che vengono espresse dalla Regione, è dire basta consumo del territorio, se si vuole trasformare, diciamo, questa enunciazione in fatti concreti anche legislativi, dobbiamo disincentivare in qualsiasi modo la possibilità di insediamenti nelle aree periferiche. Per cui cerchiamo di, attraverso quelle che si chiamano politiche attive, diciamo, di favorire e semplificare nel modo più possibile la possibilità di insediarsi nelle aree centrali, va bene. Mettiamo tutti i limiti che sono di tipo ambientale, che come veniva ricordato, va bene, cioè quegli aspetti socio-economici che le direttive europee, guardate anche qui, e concludo, le direttive europee vanno lette bene. Nel senso che le direttive europee pongono dei principi che sono fondamentali per i paesi che sono evoluti e moderni. Davanti, te le leggo. No, io infatti vorrei interrompere un attimo, allora, nel momento in cui tu rispetti quei principi, stai tranquillo che non assisterai più a quella devastazione, ad esempio, del territorio che abbiamo conosciuto. Infatti, io voglio tornare su questo aspetto, infatti pubblicità, e poi andiamo a capire anche queste direttive europee, perché è anche altrettanto importante, anche perché dovevo conoscere le cose. Tra poco ritorniamo insieme con voi. Coi carrelli. Eccoci qua. Allora, noi stiamo parlando prima delle direttive europee sulla base delle quali si sta riformulando c'è un disegno di legge, poi vedremo i vari step. Lunedì è una giornata importante, però abbiamo visto che la chiusura sarà un po' lunga a venire, però cerchiamo di capire queste direttive europee nel concreto che cosa prevedevano. Allora, proprio perché c'è diffidenza da parte di molti nei confronti dell'Europa, quindi vediamo invece che la base era positiva, quindi diamo le spiegazioni. Fa un ragionamento che in sé funziona, dice invece del contingentamento legato al numero di metri quadrati da occupare, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi nel territorio comunitario. Però, dice l'Europa, ci sono dei vincoli, delle ragioni di interesse pubblico che consentono all'ente locale o a chi di competenza di intervenire. Il decreto legislativo, adesso bisogna parlare anche in termini tecnici, cioè il provvedimento di legge col quale il governo italiano ha recepito la normativa, perché la normativa europea, non essendo noi uno Stato in Europa, dobbiamo recepirla con disposizioni di legge nazionali,
ha individuato quali sono questi riferimenti. Allora li leggo a titolo esemplificativo per capire che c'è la liberalizzazione, ma non è una liberalizzazione selvaggia, incontrollata, per cui uno decide che nella mia città, che è l'Arena, radia il suolo, l'anfiteatro e fa un grande magazzino perché è un posto centrale. Questi vincoli sono l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, a cui l'Europa tiene molto, la tutela dei consumatori, dei destinatari dei servizi e dei lavoratori, cosa non banale, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale. Uno dice, ma allora vuol dire che tu devi giustificare il tuo diniego a fronte dell'apertura in termini motivati, ma argomentandolo con queste ragioni. La cosa che diceva prima anche Franceschi, che io condivido, è che non è che qua si tratta di chiudere la grande distribuzione, si tratta di dare una logica diversa. Oggi, se lei vede, se i nostri cittadini fanno mente locale, sanno che in tutti i caselli autostradali si è costruito il polo commerciale e addirittura in qualche caso perfino alberghiero di modello americano o francese. Peccato che americani e francesi stiano un po' smontando questa cosa, perché chi ha visitato questi paesi si è accorto che in qualche caso il centro città è svuotato perché nei giorni festivi o addirittura anche nei giorni feriali la vita si trasferisce nei centri commerciali, con quegli esempi di famiglie con bambini al seguito che vagano col carrello pieno di spesa, che girano per questi corridoi, che sono poi pieni di negozi che devono rimanere aperti perché quando contraggono il vincolo devono mantenere il vincolo di apertura, magari ci mettiamo anche i cinema e le pizzerie. Io non sono contrario in linea di principio, assolutamente, salvo che noi abbiamo costruito un modello di distribuzione commerciale che assomiglia sempre più a questa cosa. Invece la bottega piccola, che non sarà più la bottega piccola di una volta, sarà la bottega specializzata. Il supermercato di quartiere una volta teneva tutto, se voi state attenti vedete che certe merci non le ha più perché è diventato sostitutivo della bottega di quartiere. Certo, allora dobbiamo tenere conto di che ci sono molti anziani che al centro commerciale non ci vanno se non accompagnati dai figli, perché non hanno la possibilità di recarsi con l'autobus e portare a casa le confezioni di 12 bottiglie di birra o di acqua minerale o il caffè o la polvere da lavare, parlo terra a terra, e allora hanno bisogno di negozi vicini ai quali approvvigionarsi e che rende per loro anche più socievole la loro vita, escono, parlano, fanno la spesa. Chiarissimo, però io voglio chiederle questo, alla fine questo potere di decidere sarà in capo a quale ente? Alla regione, alla provincia, al comune? Noi abbiamo fino a certe dimensioni libertà di insediamento nel rispetto di queste regole. Oltre una certa dimensione, i 1500 metri, ci vuole il permesso dello sportello unico delle attività produttive. Sopra una certa dimensione ci vuole la conferenza di servizio nella quale a un certo punto, per esempio sopra i 15.000 metri, parliamo di insediamenti mega, la regione dice l'ultima parola. Noi abbiamo il Veneto che non può diventare un parco divertimenti, anche perché a nessuno sfugge che questi poli sono attrattori di traffico straordinari e non sempre la viabilità è adeguata e talvolta finiscono per stravolgere l'equilibrio tra centro e periferia. Ultima cosa, parlava prima Franceschi dello spreco del territorio. Il territorio è bene preziosissimo e come non si deve sprecare in questa maniera, la Regione, anche su nostra spinta, ha posto un freno a un altro modo clamoroso di sprecare il territorio. Lei ha visto che c'è la tendenza a mettere pannelli fotovoltaici dappertutto, sprecando terreno agricolo. Noi abbiamo detto no, fermi tutti. I pannelli fotovoltaici li mettete prima di tutto sopra le superfici costruite, in altri luoghi, ma non nei terreni privilegiati agricoli che sono una delle forze, una delle principali fonti di sostegno del Veneto, l'agroindustria insieme al commercio e ai servizi e per nostra fortuna anche un'attività produttiva solida hanno fatto la fortuna della regione. Quindi bisogna cambiare mentalità rispetto ad un liberismo selvaggio che ha prodotto delle distorsioni complicate. Certo, a questo punto diventa anche importante capire come andrà ad attuarsi concretamente e quindi le autorità preposte a questi controlli. Sì, ma niente semplice, perché la legge che si sta facendo è innanzitutto una modifica molto profonda, se vogliamo anche culturale, di come si affronta
il tema del commercio, perché fino ad oggi il commercio è stato visto sempre sotto l'aspetto, diciamo, economico. Anche quando si diceva dobbiamo favorire la grande distribuzione, l'argomento che si poneva, giusto in parte ma molto parziale appunto, era quello, dobbiamo tornare un po' indietro nel tempi, della concorrenza e dei prezzi. I commercianti piccoli fanno dei prezzi alti, la grande distribuzione. Giusto, per l'amor di Dio, in un certo periodo della nostra vita, ormai bisogna tornare un po' indietro, questo ragionamento, e ci si fermava lì, nel senso che non si faceva alcuna valutazione, e questa cosa è continuata nel tempo ed è ancora oggi ed era contenuta nella legge, nella vecchia legge, di tutte le ricadute negative, quelle che vengono definite le esternalità negative, va bene, che sono quelle che si riversano nel tessuto socio-economico dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della salute, appunto, da quei dettagli, da quell'elenco, diciamo, che le direttive europee ci hanno dato. E per cui in nome di questo principio tutto economico passava tutto, no? Oggi dobbiamo proprio invertire e modificare questo aspetto, perché se noi ci atteniamo, come dicevo prima, a quei principi, e voi vedrete che da una parte inizieremo a ragionare appunto, sulla salvaguardia del territorio, perché come veniva detto il territorio è un bene prezioso, è il nostro capitale nel Veneto, e dall'altra parte sul fatto che dobbiamo recuperare, rilanciare, rigenerare, riproporre i centri storici quali luoghi non solo del commercio ma anche di aggregazione. Tra l'altro questa legge, come dicevo, favorisce e semplifica la possibilità di insediamenti dentro queste aree. Quando esci invece c'è la necessità della conferenza di servizi dove ci sono tutti i soggetti, perché vedete anche i comuni... Dove ci sono tutti i soggetti. Ci sono i soggetti, i comuni, la provincia, la regione, ma la regione avrà potere di veto. E allora, siccome il regolamento di attuazione di questa legge dovrà anche definire in qualche modo quali sono gli elementi sui quali poi si esprimerà la Regione rispetto alle proposte che vengono fatte da parte dei comuni di insediamenti sopra i 15.000 metri quadri, lì si discuterà e vedremo. Comunque, ripeto, questa è una buona legge perché noi dobbiamo assolutamente ridare fiducia intanto ai piccoli commercianti e dire che c'è qualcuno, e cioè le istituzioni, che stanno pensando a loro e che promuovono un'iniziativa legislativa tale da permettere, da dare a loro una speranza per il futuro, perché tra le tante cose che fa di politiche attive, così si definiscono, per rilanciare i centri storici, in qualche modo si limita la possibilità di insediamento della grande distribuzione senza limitare la libertà di impresa e nel rispetto della libera concorrenza, e cioè rispettando quelli che sono i dettami principali delle direttive europee, e cioè libertà di impresa, cioè tu ente locale non puoi mettermi limiti, va bene, che non sono giustificati da nulla se non da una tua idea che hai di programmazione, e dall'altra parte la concorrenza, perché la concorrenza ci deve stare. Posso aggiungere una cosa? Sì. Cioè, noi dobbiamo tener conto che l'Italia non è né la Francia né gli Stati Uniti. La Francia, a parte Parigi e altre grandi città, non ha centri storici o città così preziose come le nostre. Gli Stati Uniti, non ne parliamo, è una storia diversa. Allora, il grande insediamento commerciale, anche noi lo possiamo avere, lo possiamo sopportare, e credo che abbia anche un'utilità, per esempio, ma serve una fascia di persone. Noi abbiamo delle persone, anche dato dall'invecchiamento della popolazione, che hanno oggi e vivono spesso da sole e non hanno nessuno, alle quali bisogna assicurare la possibilità di accesso ai servizi fondamentali, che non sono solo quelli di approvvigionamento alimentare, ma sono le farmacie, sono, se volete, anche i servizi più elementari, anche da soli, a piedi o con mezzi pubblici. Certo, noi dobbiamo stare attenti a non
come si dice, copiare in modo a volte cieco quello che viene da altri paesi, prendendo quello che di buono c'è, perché è indiscutibile che la grande distribuzione ha per una certa fascia che può accedervi una funzione per esempio di approvvigionamento generale anche a prezzi calmierati, perché lo dice il buon senso, che uno che compra quantità enorme spunta dal produttore delle condizioni diverse, ma corrisponde ad un modello di distribuzione, non possiamo farlo diventare l'unico modello di distribuzione, ma io credo che questo è il problema. Questo è il problema, cioè noi dobbiamo garantire non dobbiamo il uccidere pluralismo. niente, mi spiego, non è che dobbiamo buttare via qualcosa, dobbiamo semplicemente riposizionare i pesi per dare un senso, cioè io personalmente non è che voglio parlare di me, ma io vado tradizionalmente alla grande distribuzione, primo perché non ho tempo e quindi quando vado è quello che porto dicevo, via un tutto. messaggio che è arrivato prima, perché nelle città sono così. difficili, c'è il problema di posteggi, c'è ZTL, c'è una fruibilità, è costoso andare nelle città, questo no, ma vede, allora facciamo un esempio pratico, ti costa una multa di sicuro. Io sono via dalla perché... mattina alla sera tutta la settimana, mia moglie lavora, quindi siamo messi così. È chiaro che io, se non avessi il freezer, patirei la fame, perché spesso devo stivare nel freezer i beni, parlo dei beni alimentari, e quando faccio la spesa guardo chissà quando potrò andarci. Però io posso farlo perché ho la macchina, ho determinate possibilità. Mi riferisco a una persona anziana che potrebbe essere stata, che non c'è più, mia mamma, mio papà. Cosa fa questo? A 80 anni, dove va? Vado io a fargli la spesa come succede a molti figli o a molti nipoti per i nonni? E non è meglio che invece loro possano uscire col loro carrellino invece che col sacchetto, andare nel supermercato di quartiere o nella bottega, hanno anche una maggior socialità? Non voglio chiudere nulla io, la penso come lui su questo. Dobbiamo redistribuire i pesi. In modo da tener conto di tutte le fasce di persone che ci certamente, possono essere. Un'altra cosa, andiamo subito in pubblicità, poi c'è un'osservazione da parte di un telespettatore che dice: sono un operaio, sono favorevole alle aperture domenicali, spiegando appunto per le logiche di impegni eccetera, però diceva siete voi più competenti nelle proposte, per cui si fidava un po' del suggerimento. C'è anche questa obiezione che va fatta. Dopo ne parliamo dopo la pubblicità, rapidissimi, torniamo insieme tra poco. Allora, Maurizio Franceschi, un attimo solo per precisare il discorso delle aperture domenicali. Noi più volte abbiamo messo una pagina presente in internet, quindi perché state facendo una raccolta firme, no, di adesioni per le chiusure domenicali. Ci sono state delle osservazioni dei telespettatori, cosa può dire al riguardo? Concludo molto brevemente il ragionamento di prima, cioè di dire che noi dobbiamo avere un pluralismo di offerta a garanzia dei consumatori. E dobbiamo però evitare quel monopolio che circa 15 anni fa avevano solamente i piccoli negozi perché non c'era la grande distribuzione. In nome della concorrenza e del pluralismo è iniziata, diciamo, la fase degli insediamenti della grande distribuzione. Oggi, se noi non interveniamo e regolamentiamo un po' la materia, succederà il contrario, e cioè avremo il monopolio della grande distribuzione e non ci saranno più i negozi. Nell'alimentare guardate che questa cosa è già successo, perché ormai in termini di superfici circa il 70-80% delle superfici dell'alimentare stanno nella grande distribuzione, ed è per questo che nelle città l'anziano ma anche il giovane, e io sono a mezza via, diciamo, a me piace andare a acquistare nei negozi di vicinato i prodotti alimentari e si fa sempre più fatica a trovarli. Detto questo, sulla questione delle aperture domenicali, noi abbiamo lanciato una campagna di raccolta firme in accordo con la Conferenza Episcopale Italiana per un'iniziativa di legge popolare che vuole riportare le competenze in materia di commercio alle regioni, perché le regioni sono un'istituzione vicina, diciamo, alle persone e quindi alle imprese, e assieme alle regioni, come avevamo fatto prima che intervenisse il decreto di liberalizzazione del governo Monti, avevamo definito il numero di aperture domenicali. Si sono messi assieme in questa iniziativa noi con la CEI diciamo, delle opinioni e dei giudizi che in questi mesi sono emersi e sono stati convergenti. Il primo
che non è solamente un fatto economico legato che le aperture domenicali favoriscono la grande distribuzione e mettono in crisi il sistema dei negozi, perché questo è un dato assodato che ormai tutti conosciamo, e quindi i negozi, le città, va bene. Dall'altra parte c'è un tema di valori. La Chiesa promuove questa iniziativa richiamando tutti ai valori che sono della Chiesa. Io aggiungo dei valori anche dei laici, che possono essere i miei, che dicono una cosa molto semplice. I paesi evoluti, i paesi moderni, tutti, se noi li confrontiamo, si richiamava gli Stati Uniti, la Francia, e possiamo aggiungerne altro, salvo gli Stati Uniti nelle città metropolitane, le aperture domenicali non ci sono proprio, o sono ridotte a un numero molto molto limitato. Tenete conto che in Germania l'analogo, diciamo, a struttura della Conferenza Episcopale Italiana ha fatto un ricorso alla Corte Costituzionale contro le aperture domenicali di attività quali sono ad esempio i mobili da noi e Ikea da noi, e hanno vinto, richiamandosi ai valori, diciamo, che sono quelli delle persone, della famiglia, del tempo libero. Io mi richiamo a questi, mi aggiungo a questo anche i valori che sono quelli di una società moderna ed evoluta, che non può vivere di consumismo in un momento in cui i consumi non ci sono, e che credo debba dedicare il proprio tempo, almeno alla domenica, magari ad altre cose, ad acculturarsi, ad andare al cinema, va bene, oppure a dedicarsi alla famiglia. Detto questo, però, a sostegno di questo e a rafforzamento di questo, c'è anche un dato molto importante, che è l'indagine che è stata svolta da parte di Unioncamere su incarico della Regione Veneto. La semplifico così. Un focus fatto verso la grande distribuzione, cioè sapere che cosa pensa la grande distribuzione delle aperture domenicali e della liberalizzazione, dei piccoli commercianti e dei consumatori. Nei piccoli commercianti la risposta era scontata, non sono d'accordo. Quello che è emerso però è che anche la grande distribuzione, le imprese della grande distribuzione dicono che sono maggiori i costi rispetto ai ricavi, nella stragrande maggioranza, va bene? Nei consumatori solo il 20% e il 25% ha cambiato la giornata di acquisto, e cioè se tu andavi durante la settimana dicevi ma io vado di domenica, si va la domenica aperta, approfitto. No, solamente il 20%. Non è aumentata l'occupazione. I consumi non abbiamo mai conosciuto un periodo così di grande recessione, per cui l'invito che io rivolgo anche ai telespettatori è di andare a firmare, va bene, nei banchetti che organizzeremo per la raccolta di firme. Perfetto, siamo in termine, cosa dice il consigliere a vostro riguardo? No, io dico una cosa molto semplice, che dobbiamo costruire delle condizioni a misura delle diverse esigenze delle persone. Per quanto riguarda alcuni negozi non c'è nessuna obbligo a fare le aperture indiscriminate. Una programmazione intelligente può dare risposta anche a quelle persone che possono avere dei problemi. Si può aprire per aree, si può aprire in determinati momenti, si può aprire per alcuni generi e per altri non c'è esigenza. Quando sento dire da qualcuno ma allora perché, ma scusatemi, i pompieri devono stare aperti la domenica perché gli incendi non li puoi rinviare al lunedì, ma il pane oppure il detersivo o il latte lo puoi comprare il venerdì se sei minimamente previdente. Ma nei paesi sviluppati, ripeto, c'è una programmazione intelligente di queste cose. L'idea sciagurata che la liberalizzazione porti più consumo corrisponde all'idea che l'uomo sia prevalentemente un consumatore e non un cittadino. Non produce risultati, come si è visto, non solo da questa, ma si sposa addirittura con una ricerca precedente che ha fatto l'Università di Padova, che sono sovrapponibili. Quindi facciamo una legge intelligente, se ce la facciamo, teniamo conto degli imprenditori, rispondiamo ai cittadini, ma teniamo anche con un occhio di riguardo a quelle mamme, quei papà o quegli uomini e quelle donne che lavorano in questo settore e sono decine di migliaia. Certo.
E con questo noi chiudiamo. Tra l'altro domenica ci sarà anche un convegno significativo a San Donà di Piave in cui si parlerà di questo disegno di legge sul commercio, interpellando appunto tanto la regione, dovrebbe esserci l'assessore Coppola, quanto il sindaco, nella fattispecie di San Donà, che è un centro nevralgico strategico nella regione del Veneto, tanto come centro urbano innovativo, perché ha avuto dei lavori molto importanti, quanto perché c'è un insediamento produttivo commerciale di non poco rilievo. Ma avremo magari gli esiti, ne parleremo anche in proseguo con i nostri ospiti, magari in prima serata. Grazie ancora, appuntamento come sempre a lunedì.